Amici bellini, cin cin. Cin cin, un abbraccio a tutti voi. Leviamo un attimo i bicchieri da mezzo perché ci troviamo di fronte alla vigilia di Napoli-Milan e la vigilia di Napoli-Milan significa che facciamo un po' di previsioni di formazione e questa volta, visto la lavagnetta, possiamo fare anche delle cose, un po' di premesse anche per capire come potrebbe andare la partita. Ma facciamo delle ipotesi, ovviamente non siamo Nostradamus, ogni tanto lo siamo, ma non credo. In porta penso ci andrà Ospina, se è recuperato sicuramente Gattuso si affiderà a lui e ritornerebbe Di Lorenzo sulla fascia destra perché ha fatto un po' di riposino e il riposino è importante. Qua c'ho il dubbio, Manolas o Maksimovic. Ho messo Manolas per una questione di, capitemi a me, Manolas Ibra è una bella sfida anche a livello di personalità, perché poi tecnicamente va bene lui ma va bene Maksimovic, sono entrambi giocatori di stazza che contro Ibra devi avere stazza perché quello ti spinge e tu muori, quindi va bene la stazza, va bene, ma la personalità di Manolas può fare il paio con la personalità di Ibra e poi torna K2 ovviamente dall'altra parte e quindi magari si è capace che vediamo la coppia Manolis Culabola. Mettete hashtag Manolis Culabola sotto perché è così. E poi sulla sinistra dobbiamo metterci Mario Rui perché credo che se non ha giocato l'altra volta Culam non penso giochi adesso. Sarebbe una bella sorpresa, se gioca vuol dire che sta bene e sarebbe una bella sorpresa. Torna Mario Demme al centro della difesa e sarà la partita sua, dovrà fare una serie di movimenti, ragazzi. Qua questa è la partita di Demme, perché Demme dovrà fare così, dovrà scalare e dovrà andare a prendere, anche perché poi vedremo dopo che Ibra fa dei movimenti un po' strani che succede? Che succede? Dopodiché a centrocampo viene completato penso da Zielinski senza problemi, che ha riposato anche, e dall'altra parte ci metto Fabian per un motivo molto semplice: se il Milan gioca col trequartista, si parla di una conferma del 4-2-3-1, il trequartista si va a prendere a Demme e Ibra dà fastidio a Demme e gli altri attaccanti, e quindi serve come si chiama, il regista aggiunto che quando Demme è marcato si va a prendere il pallone, si fa vedere, si inserisce per gli scambi, dà un poco anche di profondità, perché Fabian è il primo che deve, insieme a Mertens o alla prima punta, fare un po' di pressione qua sugli attaccanti. Dopo vediamo anche questa lavagnetta interessante. Ho abbassato la tonalità del verde, qualcuno mi dava mal di testa. Comunque, dopodiché a destra io ci vedo Callejon, il ritorno di Callejon, se sta bene fisicamente è suo, non voglio vedere Politano. Tra l'altro, piccola parentesi, è nata una polemica, ci sono delle pagine bellissime che io seguo, Napolism, e seguo anche Napoli Operazione Nostalgia, quella con Swok. È nata una polemica tra la pagina La Napoli Bene e Operazione Sciatalgia, stanno sfottendo, e praticamente è cominciato con un meme su Politano, tra l'altro esilarante, lo metto qua, guardate, è troppo bello, è geniale, e poi continuano, no? Perché è 101 cose, quindi è una rubrica giornaliera. Noi cerchiamo di essere generosi con i nostri giocatori, però quando non funzionano parte lo sfottò, e i meme è uno sfottò diverso, perché si vede anche che c'è affetto da parte nostra, non è che ci fa piacere sfotterli, ci accaniamo per esempio su Yusai, su Milik, no? Ci accaniamo non si può, non può giocare anche in Serie C, quello no. Però su Politano ancora non siamo a questi livelli qua, quindi un meme per sfottere, e diciamo che confermo il fatto che ci sono cose più utili di Politano o più inutili, a differenza. Non lo vorrei vedere, mettiamogli Callejon, perché su questa fascia muoverimi chi ci sta che ci darà del fastidio. Mertens speriamo che sia riposato, perché Milik in quelle condizioni non va bene e a quanto pare Llorente è ancora affaticato, quindi dovrà toccare a lui. A sinistra il capitano, non credo ci siano discussioni sotto questo punto di vista, ma credo che il capitano stia bene. Dopodiché chi incontriamo? Mi faccio un po' più piccolo, che dite? Mi faccio un po' più piccolo perché così vedete meglio la formazione del Milan. Amici bellini, troppo piccolo, un po' troppo piccolo. Ok, va bene così, tanto la conoscete la mia faccia, non la dovete sapere. A porta ovviamente Donnarumma, non c'è dubbio. Dopodiché sulla fascia destra sta andando
molto bene Conti ultimamente, spinge parecchio, in fase difensiva non è eccezionale, quindi lì dobbiamo sperare di puntare. Al suo fianco Kier, che noi ricordiamo per l'abbraccio a Llorente, comità, cose varie, la famosa, quando giocava ancora con l'Atalanta, la roba dell'andata, e i romagnoli completano la difesa con Theo Hernandez, che è una freccia, sta in una forma straordinaria, non lo fermi più, guarda, non lo fermi, arriva fino in fondo e continua pure, esce fuori dal campo e invece bisogna controllarlo. Ecco perché Callecon è più indicato di chiunque altro, perché si mette davanti alla fase difensiva, non è nemmeno una questione di contrasto, è questione di fase difensiva, mettersi davanti. E poi gli può scappare anche indietro, perché se Theo Hernandez sta qua e Callecon gli fa lo scatto dietro a Romagnoli da questa parte, attenzione, però non tirare, mettila al centro che arriva Mertens e te la mette dentro, capito? Allora, quindi questa è una delle probabili, come si dice, soluzioni tattiche, una delle varianti tattiche che si possono avere. Ma come continua il Milan? Il Milan continua con che sì, ne abbiamo anche parlato e potrebbe anche essere interessante in fase mercato, che sì, tecnicamente no, anche un po' rozzo, però grosso e tanti polmoni e te lo trovi un po' dappertutto, quindi che sì, veramente uno di quei giocatori che potrebbe fare al caso nostro come vice, come al posto di Allan, in caso si vendesse Allan, che sì, potrebbe essere la nostra sesta mezzala, che ci dà anche felicità, no, fisicità. Scusatemi. E poi c'è Benasser che agisce da vero e proprio regista, è quello che si va a prendere il pallone ed è quello che si dovrà andare a prendere Mertens. Quindi, perché Benasser viene indietro, però è anche uno tosto. Benasser a me piace tanto, è uno di quelli che gioca a pallone, piccolino, però non si ferma mai, tanti polmoni, tanta grinta. È un sinistro, niente male, si viene a pigliare il pallone e la smista e la sposta. Quindi lì si giocherà un altro duello, Mertens-Benasser, per non dargli libertà di movimento troppo esagerata. Dopodiché chi abbiamo? Abbiamo i trequartisti. Partiamo da Çalhanoğlu, che credo sarà la prima mezzapunta e diciamo il sottopunta, il cosiddetto sottopunta che mettiamo qua e che andrà a dare fastidio a Demme e potrà essere pericoloso, perché se ci fa uscire i difensori Demme deve poi raddoppiare. A sinistra c'è Rebic, credo, così si parla, almeno Rebic sta in una forma straordinaria, quindi è probabile che sarà lui. E a destra viene confermato in molte informazioni questo Salam Aleikum qua, che praticamente a me non piace, le volte che l'ho visto giocare non mi ha impressionato, è più quantità che qualità, secondo me sì, crea un bel po' di scompiglio magari così, però è capace che segno così. Sarei più preoccupato di Bonaventura sulla tre quarti, oppure di Paquetá, che pur essendo lento però ha la tecnica, e i giocatori di tecnica lo sapete che a un certo punto fanno anche la partita, voi lo sapete benissimo. E poi davanti abbiamo il mostro Ibra. Davanti c'è Ibra che si cercherà di infilare tra i due nostri difensori, però che cosa succede? Attenzione, cosa abbiamo visto contro la Juventus? Che Ibra ogni tanto se ne scende dietro, perché può aiutare la costruzione, può venire a prendersi una palla sporca, un rinvio del portiere, Ibra viene dietro e cosa succede? Che libera Rebic, che va a fare la prima punta e lo sa fare. Rebic ha finalizzazione e a questo punto immagino che Çalhanoğlu, essendo un destro, possa poi allargarsi a sinistra e tentare il tiro a giro alla Insigne, creando una situazione diversa dove Salam Aleikum può fare ampiezza, perché se non mi sbaglio è destro, e Ibra, scambiandosi con Rebic e facendo questo, ci potrebbero creare delle difficoltà, perché poi lo devi andare a marcare, non è che lo puoi lasciare Ibrahimovic, lo devi comunque andare a marcare. Quindi queste sono le pericolosità del Milan in attacco. Rebic, come gliela dai la palla si gira e ti punta, veramente un giocatore che sta avendo un impatto sul campionato grosso, specialmente da quando è arrivato Ibra, che non ha tutto sulle sue spalle, ma Ibra gli fa spazio e lui può finalizzare. Diventa un po' complicata, non semplice, dobbiamo stare con tanto di occhi aperti. Il Napoli invece, presto detto, bisogna lavorare di triangoli su questa fascia,
creare il solito scompiglio qua con Conti e che sì che possono andare in difficoltà se creiamo superiorità numerica sulle fasce, e magari, come abbiamo visto nell'ultima partita, se Mertens si allarga e Insigne punta, si può creare un po' di confusione e quindi Kier lo vediamo che non sa chi prendere in questo caso, capito? Ma Bennacer pure rientra, quindi tagli di Callecjon, casino a sinistra, non credo che a destra giocheremo tanto, anche perché c'è Theo Hernandez, quindi sulla destra nostra ci sarà più una situazione probabilmente di difesa, e io per questo qua ci vedevo bene anche Allan o Elmas, ma per la questione di Çalhanoğlu che darà fastidio a Demme serve l'altro regista che viene ad aiutare le impostazioni. Perché? Perché Manolas non è bravo nell'impostazione. Allora nel caso in cui ci fosse Maksimovic potrebbe andare bene anche un Elmas o un giocatore un po' più incontrista come Allan davanti, altrimenti bisogna, se vogliamo cominciare l'azione dal basso, e vogliamo cominciare l'azione dal basso, queste sono le possibilità che mi sono immaginato io in questa partita, che secondo me sarà bella. Non penso, immagino, insomma, giocatori che se la vedono a viso aperto, voglio dire, no? Perché fare gli sparagnini? Voglio dire, oramai la classifica, sì, è bello arrivare quinti, ma a noi ci cambia poco. Al Milan non credo che, sì, si deve giocare con la Roma, insomma, non è tanto per la classifica, più per il Milan probabilmente, ma perché la partita di Gattuso contro la sua squadra storica, perché si vorrà togliere dei sassolini dalla scarpa sicuramente, e il Napoli può farlo tranquillamente. Il Milan potrebbe essere appagato dalla vittoria con la Juventus, ma potrebbe anche essere caricato, e quindi questa cosa non si può dire, non si può sapere se può avere un effetto contrario o meno, lo sapremo solamente domenica. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Sì, ci sono stati i sorteggi Champions, mi sembra quasi inutile parlarne perché che parliamo? Mi sgretolo un po' di fiducia. Ma battere Barcellona, che è una cosa impossibile, difficile. Barcellona che rientrerà in forma per agosto, perché se adesso sta avendo la flessione non dura un mese, non potrà durare mai un mese. Mentre il Bayern-Chelsea, il Bayern è in vantaggio, però è fermo, quindi potrebbe essere questa cosa, insomma, la diversità. Paris Saint-Germain-Atalanta è una di quelle partite che può finire 52-14, perché il Paris Saint-Germain è fermo, l'Atalanta è in gran forma e non si ferma mai, allora però la qualità, capisci? Veramente può succedere di tutto. Juve-Lione non lo so, non riesco a prevedere cose del genere, e poi si vedrà. Da New York l'ho già detto. Un bacio a tutti, siete bellini, siete molto bellini. Lasciatela la formazione, perché qualcuno già l'ha scritto solo sulla live. Se non l'avete vista la live andatela a vedere. L'ho anche divisa in sezioni, guardate come sono gentile, l'ho divisa in sezioni, quindi saprete già gli argomenti quando arrivano, se volete saltare un altro argomento, perché mi rendo conto 1 ora e 14 e che di più è difficile da sentire, però l'ho divisa in sezioni e quindi sono meglio di giochiamo d'anticipo. L'ho divisa in sezioni, c'ho gli ospiti, c'ho il pubblico che fa le domande, è bellissimo. Quindi lasciate un like, lasciate una sottoscrizione, vi iscrivete al canale, questo è al contrario, ma non ha importanza perché questo è dritto.